Grazie di cuore, Frida. Ecco, c'è una cosa che gli stranieri capiscono di noi prima ancora che glielo spieghiamo. Che in Italia il modo in cui si fanno le cose conta quanto le cose stesse. Non è solo estetica, è una forma di pensiero, è un modo di stare nel mondo che viene da lontano, dalle botteghe rinascimentali, dai frantoi, dai laboratori artigiani, dalle cucine di famiglia e che nel tempo ha prodotto non solo oggetti, ma identità. Questo è il Made in Italy, non un marchio commerciale, ma una matrice culturale. E oggi siamo qui per capire quanto di quella matrice sia ancora viva, praticata e trasmissibile. E soprattutto quanto possa diventare la base di un nuovo modello di sviluppo per i nostri territori. Lo faremo oggi con 5 voci che vengono da mondi diversi: il giornalismo, la storia, la cultura dell'olio, le politiche di settore, ma che convergono tutte su una stessa convinzione, che il sapere artigiano non è passato del Made in Italy, ma il suo futuro. Iniziamo quindi questo dibattito. Buongiorno a tutti, siamo qui con Barbara e Stefania, le ragazze di Zolla Mania. Grazie di essere qui con noi, nuovamente posso dirlo, perché sempre attive in tutti i progetti di CNA, quindi intanto vi ringraziamo. Ci spiegate un po' tutte le vostre iniziative e soprattutto della fattoria didattica? Assolutamente, noi abbiamo questa grande fattoria didattica con circa 150 animali, loro sono un pochino le nostre mascotte. Ultimamente abbiamo questa proposta delle passeggiate insieme a loro, con il basto o senza basto. Abbiamo il nostro mulattiere che ci accompagna e siamo in giro, insomma, in tutti i posti più caratteristici della nostra provincia. E poi a casa invece abbiamo tutta l'altra parte di esperienze con tutti gli altri 150 animaletti, compreso il suricato, e vi aspettiamo tutti i fine settimana e queste sono le nostre proposte. Quindi aspettiamo soprattutto i bambini. Assolutamente, ma bambini ma anche grandi, perché poi loro fanno simpatia anche ai grandi, quindi anche i grandi provano emozioni diverse, assolutamente. Quindi posso consigliarvi assolutamente di passare da loro, perché io ci sono passata, hanno tantissimi animaletti carinissimi, sono fantastiche, quindi mi raccomando, andateci. Ed eccoci qui, siamo con William, ovviamente abbiamo dietro questa bellissima immagine, la lasciamo vedere, del Black Prince, ovviamente è il suo tartufo, e ci spieghi un po' tutti i tartufi, tutti, i principali diciamo, quelli un po' più rari. Allora, in regione, diciamo nella zona tra Imperia, Ventimiglia, parliamo del tartufo nero per eccellenza, perché abbiamo un terreno con un pH ideale per il tartufo nero pregiato e tutti gli altri tartufi che sarebbero, in pratica i tartufi sono 9, ce n'è 2 bianchi e 7 neri. Noi abbiamo i 7 neri e il bianchetto, che è quello che poi presentiamo anche oggi qua. Ecco, ci ricordi dove possiamo venirti a trovare? Allora, noi ci puoi venire a trovare se arrivi dall'autostrada, diciamo l'uscita Bordighera, passi per Seborga, fai il giro e vieni da Negi e vieni giù. Se arrivi da sotto puoi salire da Valle Bona e vieni da noi. Posso dire di aver assaggiato tutte le sue specialità, quindi ve le straconsiglio. Grazie cara, grazie. Allora qua ci sono delle piante micorizzate, abbiamo dei leci, delle sughere che stai riprendendo adesso, mentre sulla tua destra hai questo è una nocciola e mentre quello là è un tiglio. Queste sono le piante micorizzate nella coltivazione del tartufo. Quindi diciamo fate tutto voi. Sì, siamo forti. Siete i migliori. Grazie William. Grazie a te. Allora, io coltivo zafferano nella zona di San Biagio della Cima, prima era su Montenero e Ospedaletti. Diciamo che la coltivazione dello zafferano è un po', per così dire, da zingari, perché deve cambiare terreno ogni tot di anni. Nell'arco del tempo e degli anni mi sono accorta che il coltivare solo zafferano cominciava a diventare un po' riduttivo, perché le persone al momento in cui si parla di zafferano la prima cosa che pensano è risotto allo zafferano, basta, punto. E ci fermiamo lì. In realtà non è così, perché comunque la spezia dello zafferano trova posto in più cose in cucina, che può essere la marmellata, così come praticamente l'ho realizzata io,
che possono essere i biscotti allo zafferano, arance e zafferano, o scorze di arance e zafferano che adesso non ho, ma comunque sì anche loro, come la possiamo utilizzare nel pesce come nella pasta o nel pane. Infatti una delle esperienze che io posso portare alle persone, oltre a quella che è la raccolta dello zafferano, la coltivazione in campo e tutto quello e tutto il resto, è anche la produzione o comunque la creazione dei suoi, tra virgolette, sottoposti, che può essere il pane, quindi andiamo nella panificazione, come la marmellata, oppure che so, le scorzette caramellate, che sono delle caramelle veramente eccezionali. Queste sono le esperienze che io posso portare alle persone. In alternativa, siccome lo zafferano in sé trova posto in un periodo molto breve dell'anno, perché va da fine ottobre a fine novembre, ho creato un'alternativa, che è la coltivazione delle fragole. Quindi nella stagione primaverile e inizio estate c'è la coltivazione delle fragole, anche lì trova di nuovo il posto la marmellata, con marmellata e fragole, marmellata di menta e fragole e via dicendo. Queste sono le esperienze che io posso portare alle persone per far sì che entrino a conoscenza di più cose che arrivano dalla terra poi sostanzialmente, no? Perché la cosa più bella è proprio quella, cioè tutto quello che noi abbiamo in tavola, bene o male è da lì che arriva. Quindi il trasmettere nuovamente alle persone, il portarle a quello che è la natura è, tra virgolette, uno dei miei scopi principali. Grazie. Grazie. Eccomi qua. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Vincenzo Palladino e sono un giardiniere. Mi sono specializzato negli ultimi anni nei giardini benessere e nei giardini sensoriali. I giardini benessere sono giardini dove praticamente non abbiamo dei prati, quindi non abbiamo delle siepi, ma abbiamo delle piante grasсе, delle graminacee, dei percorsi di acqua e della filodiffusione con delle frequenze. Quindi un giardino che si arriva la sera a casa stanchi, motivati, si va nel giardino, uno si rilassa. Facciamo progettazione di aree verdi. Io sono 31 anni che faccio questo lavoro, mio figlio più grande adesso fa parte del team, ho un'azienda con 11 operai, più io e mio figlio ne siamo in 13. L'azienda a Costruino sono ligure, sono campano, ma mi sono trasferito in Liguria 28 anni fa perché ero curioso di Sanremo in fiore, il Bordighera, la città delle palme, mi ha portato fortuna, devo dire la verità. I miei giardini sono un po' particolari, come casa mia è un po' particolare. Ho fatto un giardino espositivo dove ho fatto diverse postazioni e il cliente quando arriva a casa gli faccio vedere con gli occhi come potrà essere il suo giardino, quanto gli costa farlo e quanto gli costa poi mantenerlo. Nelle mie esperienze che posso offrire diciamo, ai turisti e ai clienti sono i corsi di potatura, le varie tecniche di potatura delle piante, la posa delle piante, come vanno messe a terra, gli studi sugli impianti di irrigazione, ma anche come creare un piccolo giardino. Quindi ho 5-6 esperienze da far fare ai clienti. Nella mia attività sono operativo da gennaio a dicembre, perché durante tutto l'anno possiamo offrire diverse cose, 3-4 cose in un periodo, 2 cose in un periodo, una sola cosa, una sola esperienza in un solo periodo di cose. Siamo attrezzati, come dicevo, a casa per un giardino particolare, abbiamo anche un piccolo oliveto vicino a casa con un piccolo vivaio e quindi possiamo portare il cliente a vedere come è formato un oliveto, come si potano le piante d'ulivo, cosa dare da mangiare, tutti i trattamenti. Facciamo anche un ricovero di piante perché molti di loro trovano una pianta un po' diciamo, come dire, malandata e io cerco di prenderla, di salvarla e gli faccio capire come trattare le piante bio. Io non uso diserbanti, non uso insetticidi, la natura ci offre tante possibilità come curare le piante e alla fine la pianta stessa curata te ne dà poi dimostrazione. Nella mia esperienza, che ho detto che ormai sono 31 anni, io ho fatto agraria, sono anche un docente per i corsi di giardinaggio, oltre ad essere in CNA sono vicepresidente
mi occupo anche di diverse associazioni. La maggior parte delle mie esperienze che posso offrire sono la creazione di giardini a basso costo di manutenzione e di irrigazione. Sono giardini nuovi che si stanno creando da qualche anno, perlomeno qua in Italia, ma in Francia siamo già 15 anni più o meno che li stiamo ristrutturando, facendo. Siamo riusciti a portare queste idee anche qua in Italia, perché qui la mentalità è un poco più ristretta, vogliono il classico giardino, ma stiamo andando avanti nei tempi dove l'acqua è sempre un bene più prezioso e ahimè anche i costi di un giardino oramai è diventato una rata a fine mese pagare un giardiniere, quindi i miei giardini sono molto richiesti. Io lavoro molto con la pietra, con il legno, e quando faccio giardini cerco di creare qualcosa di personale, come una piccola firma che poi vado a mettere in questo giardino. Abbiamo diversi clienti perché siamo vicini alla Costa Azzurra, quindi clienti stranieri come svizzeri, russi principalmente, ma anche nell'ultimo periodo olandesi, svizzeri e austriaci stanno comprando sia in Costa Azzurra ma anche da noi verso il ponente, e ci permettono di creare questi giardini perché loro amano molto di più il verde che noi in Italia. Noi non abbiamo tanto la cultura del verde, lo creiamo pure il giardino, spendiamo soldi e poi va come va. Questo non va bene né per un fattore economico ma tanto meno proprio per il giardino. Quindi io sarò a vostra disposizione per qualsiasi cosa, chiedetemi. Ho un mio sito che è www.vincenzopalladino.com, potete andarlo a visitare, vedete la mia casa, com'è, il mio giardino com'è, i nostri lavori, quello che facciamo lavori di alta quota, siamo a 360 gradi, anche opere murarie, quindi muretti, tutto quello che occorre, ma la maggior parte sono i movimenti d'acqua, fontane, cascate, laghetti, tutto quello che comunque resta. Un piccolo esempio ce l'avete qua dietro, qua come girate, 3 piccole forme in vetroresina creano un momento d'acqua che comunque fa sempre piacere. Niente, se avete qualche domanda sono qua. Niente, allora venitemi a trovare, contattatemi, io sono a vostra disposizione. Nella nostra azienda vi spiego un attimo che cosa facciamo noi. Noi nasciamo come un'azienda agricola che produce lavanda, e abbiamo poi inserito altre aromatiche che sono rosmarino, salvia sclaria, elicriso e rose profumate. Ormai da una decina d'anni io mi sono anche appassionata al mondo dell'olfatto e dei profumi, quindi nel nostro laboratorio noi facciamo cosmetica naturale con estratti naturali, oli essenziali e anche sia diciamo piccoli accordi profumati. Quello che mi piace far vedere alle persone è quello che è un pochettino più richiesto, dipende un po' dai momenti dell'anno. In estate, quindi quando ci sono le fioriture, si può assistere, diciamo, fare la classica passeggiata nei campi, vedere quello che sono le fioriture e partecipare così un pochettino alle attività di raccolta, vedere come si distilla, come si producono gli oli essenziali, che è una cosa che piace sempre. Poi durante tutto l'anno organizzo anche delle attività dove è possibile imparare quelle che sono le proprietà e gli utilizzi degli oli essenziali, quindi come si utilizzano in aromaterapia e anche come si utilizzano all'interno delle composizioni profumate. Quindi la persona che partecipa, piace molto agli stranieri, può anche proprio partecipare, fare dei mix, dei piccoli accordi profumati dove capisce come diciamo, gli oli essenziali contribuiscono magari a realizzare una fragranza e realizzare lui stesso una piccola, diciamo, o un'acqua profumata, un'acqua di colonia, diciamo ricette molto, molto semplici, fino ad arrivare anche per chi ha questo interesse a fare proprio una vera e propria fragranza, che potrebbe essere una fragranza personalizzata o un proprio logo olfattivo, anche magari soltanto per la propria casa, la propria attività. Ecco, questo è un po' quello che noi offriamo come esperienze. Se poi vi interessa vi do magari, ecco, quest'anno non abbiamo ancora fatto un calendario di attività,
c'è quello degli anni scorsi, se volete dare un'occhiata di quello che facciamo, e anche se volete poi il sito. Noi siamo nell'entroterra di Imperia, è il comune Vasi a Pantasina, da Imperia a ovest una ventina di minuti di macchina nell'entroterra. E la coltivazione di lavanda e di officinale è circa 2 ettari, e all'interno appunto il laboratorio poi è visitabile tutto l'anno, quindi se voi volete venire a dare un curiosare siete benvenute. Tutto qua. Quindi parola a te, Giacomo. Ma io non ho tanto da dire perché nell'arco della giornata ho già detto abbastanza, quindi Per la chiusura ti tocca, vi ringrazio per essere state qua e per qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno vi lasceremo adesso un piccolo pensierino, quindi avrete dentro Deplian, numeri di cellulare, insomma avrete contatti per qualsiasi occasione, sperando di rivedervi. Sperando che la giornata organizzata oggi vi sia piaciuta, mi spiace per il tempo, però sarebbe stato bello anche la parte con gli asinelli, quindi dovrete probabilmente ritornare e rivederla, e soprattutto anche perché anche noi abbiamo ancora una parte che è quella veramente moderna, che oggi purtroppo non era in funzione perché essendo domenica chiaramente non era attiva, però meriterebbe vederla, quindi grazie, ritornate, ci rivedremo. In chiusura, questo non è un punto d'arrivo, per noi quantomeno, no? È un punto di partenza perché stiamo cominciando a fare questo tipo di promozione. I contatti ci sono, non perdiamoci di vista perché le cose stanno crescendo. Se voi siete su Genova, cioè i problemi non esistono perché noi come CNA Imperia abbiamo associati a Genova, abbiamo associati a Savona, si possono associare a quello che volete voi, però noi dobbiamo far crescere l'agritourismo perché è veramente un bel progetto, l'avete visto anche voi, quindi questo è un punto di partenza. Quando il portale vi ha dato le informazioni vi diremo quando si può andare dentro, e non manca molto, fisicamente per poterlo utilizzare, anche per annotare direttamente esperienze, anche questo perché tanto ormai è fatto, e basta. Grazie intanto di essere venuti. Grazie. Grazie mille.